Allora seguiamo questa prima serie appena partita con Simone Geni in corsia centrale, specialista proprio di questa prova. Lui è il terzo di sempre in Italia, un personale di 52,60 per l'Insport. Vediamo ai 50 metri è Giovanni Izzo che conduce dopo le frazioni farfalla e dorso, Geni secondo, Menegaldo in corsia 8 in terza posizione. C'è una squalifica da comunicare, l'atleta della Ferrara Nuoto Luca Gobbo che ha gareggiato nella corsia 6 serie 2 è stato squalificato per nuotata irregolare. Ancora Izzo in corsia 6, Geni in corsia numero 4, siamo alle ultime bracciate per vincere questa prima serie ed è Giovanni Izzo, 54,06 il suo tempo. Quindi in seconda posizione Geni 55,21 e Santi in terza posizione.